Ovviamente i combattimenti che vedi, Nise figurai, qua tentiamo, dato la piazza, di non essere estremamente invasivi, però i colpi che arrivano sono veri. Ricordiamo sempre che la gente può tranquillamente ti fare per l'uno o per l'altro a seconda di chi è più simpatico. Ad esempio, mi sa che mi è terribilmente antipatico, se vuoi... Il vincitore in questo caso è Sekene. Un bel applauso per Sekene. Qua praticamente l'avambraccio si utilizza come un piccolo scudo, a tecnica sequea, ma proprio perché se libera a man, si può andare anche a gioco stretto, che vuol dire prendere, abbrancare, tirare su. Signori, è importantissimo comunque, immaginate un'arena, un anfiteatro, dove che la gente davvero urlava per il proprio beniamino. In questo caso puoi scegliere se si più intenzionale a sentire il grave o il levi, però fa che sentire che sì, sarebbe una roba importantissima. Forza per il nero! Forza per il nero! Un bel applauso al nero! Via per il Tito! Dai ragazzi, una bella chiusura! Molte volte il combattimento si interrompe proprio perché non si aggrappa più. Tito vincitore, ma un bel applauso anche per Nero. Rappresento un'associazione che dal 1998 si occupa dei veneti all'estero, in difesa sia in Veneto che all'estero con le nostre comunità, della difesa della cultura, la tradizione e la lingua veneta. Per terzo anno consecutivo siamo qui presente, impegnati sul fronte della difesa del Veneto, dell'emigrazione dei nostri del Sud America e della collaborazione delle nostre imprese con le nostre imprese di origine veneta in Sud America. Volevo solo ringraziare all'associazione Raise Venete e Davide in particolare, con un gagliardetto della nostra associazione, per tutto lo sforzo che ogni anno fanno a nome di tutti noi in definitiva. Viva il Veneto! Accettiamo davvero con grande stima e grande affetto questo riconoscimento, anche perché diciamo sempre che siamo un Veneto anche al di fuori dei nostri confini. I nostri immigrai già dovesti scampare dal Veneto ancora tanti anni fa, e i Veneti sono la seconda comunità per numerosità in giro per il mondo. Tanti Veneti in giro per il mondo amano la sua cultura, la sua identità e la tiene continuamente viva. E tutti sti Veneti, e ringrazio Aldo del premio appunto che mi ha concesso, tutti sti Veneti mi insegna veramente che anche fuori dal Veneto che c'è tanti che amano la sua lingua, la sua cultura, la sua storia. Impariamo anche da loro. Grazie. Adesso, prima di ascoltare questo splendido gruppo, diamo la parola al capitano della milizia veneta Alberto Montagnier. Ringrazio tutti quelli che sono intervenuti a questa festa, spero che il nostro intervento vi abbia piaciuto perché è frutto di tantissimo sacrificio e di tantissima preparazione.
Grazie. Il nostro gruppo è nato proprio perché in questa maniera far conoscere la storia veneta, i nostri eroi, i fatti più importanti della Repubblica Veneta. Il reggimento Veneto Real che aveva per diritto il numero 1 perché era il reggimento d'élite della Repubblica di San Marco, che partecipa ai più grandi fatti d'arme della storia della Repubblica Veneta, che ha difeso Corfù, che ha combattuto nei più importanti battaglie e veniva sempre mandato nei punti più pericolosi e più che bisognava difenderli. Avevamo bisogno di uomini, per cui posso dirvi Arueve e faremo tante belle robe e faremo conoscere la nostra storia. Questo gruppo de cantastorie del Montello Isgraffa Lopa. Questo è un gruppo che cerca di far rivivere le sue rappresentazioni di quelle passate, praticamente emozioni di vita, raccontando in Veneto i fatti di vita e i mestieri di una volta, che ormai fa parte della nostra storia, della nostra cultura. Il nome Sgraffalopa si sta ricavando da un tipico soprannome con cui veniva canzonare i più poveri tra gli abitanti che venivano attorno al Montello. I famosi Bisnent, che è un gruppo che ha adottato il rispetto e proprie tradizioni ed origini. Signore e signori, benvenuti a ascoltare il Sgraffalopa. Noi altri siamo dei cantastorie che cerca di far rivivere e tramandare i valori della vita di una volta che si rischia di smentegare. Le nostre storie parlano di amori, di avventura e tanta tribolazione. Che è stata la vita dei nostri vecchi ed è diventare le nostre tradizioni. Scommissiamo con la canzone tipica di cantastorie che chiamava la gente a cantare, se piace. Signore o signori, venite a ascoltare i cantastorie che va a cantare. Cantemo la vita dei porica, quei che viveva senza un domani, della vita che ormai non esiste più, che i nostri vecchi vivevano ogni dì, girando per strade e per comprare, tante storie a ascoltare. Le tutte storie che non si può smentegare, è la memoria che bisogna tramandare. Vi canteremo per darvi il buon umore, vi ringraziamo del vostro buon cuore. Oh signori, potete ascoltare senza parlare o disturbare. Oh signore, te ascoltare che andiamo a scominciare. Ciao Tosi! Parole in libertà. E parole se sa, e se fate quelle lettere dell'alfabeto, e se fate per capirse, per dire quello che pensiamo, e tante volte per scondere quello che pensiamo. Che se parole belle e brutte, tenere, importanti, dolci o amare, aegre o pianzote, parole che ha il segno, cattive o buone, speciali o da niente, parole che scampa via come il vento. E che se parole de smentegà o peso soffegà essa da parte perché i tempi cambia e se vergogniamo di dirle. E cambiamo con delle altre che sarà più moderne, ma è tutta un'altra roba. Vedremo adesso come che si dice un co e come che si diceva fin poco tempo fa. Ascolta. Skei. Dindini, carta, minea. Besci, paia. Zanzani, pia e agrana. E spendere. Sfraiare. Fregare. Tarmare. Imbroglio. Savaio, busarada. Non pagare. Bruciare il paglion. Robare. Cuccare. Dar de momoe. Sgranfignare. Andar de ganso. Fare debiti. Piantare ciodi. Fregadura. Trombada. Imbottonata. Impirada. Ciaparlo in portego.
Infelociare. Imbaucare. Saverghe fare. Dare il soramanico. E scampare. Moccarse, segare il paro. Fare a spia. Pandare. Parlare. Dire tutto. Sprotare. Spifarare. Smaronare. Dire mai. Diffamare. Sputanare. Ed escondon. Sottovento via. La gente che mi ha visto qua ancora mi ha detto Giusy, ma sei meglio da viva. Meno male. No, meno male perché in televisione te camuffa parecchio. Però sono così contenta quando che mi invita in Veneto che posso parlare il dialetto che non tengo neanche idea. Perché quando che vado a Cologno a registrare hanno te fe tempo mettere fuori un piede al Veneto che ti dice bimba, anche se cerchi di parlare italiano si sente da dove vieni, va da via ciap. Lo riparla tutto cip, chop e ciap. Mi dico sì, so veneta. E quando mi chiedono da dove vieni, nel mio caso se Vicenza, subito ti domanda ma Vicenza? Prova a dire che no, Caldogno che sei in provincia. E te urla Boara. Vabbè, siamo contadini in televisione. Però Vito, i padovani rimane gran dottori, i veneziani se gran signori, e il veronese da de matto, ma il vicentino resta equilese. Ma che non fa so tempo andare a Cologna a registrare, guardare un gatto, chiamarlo, no, toccava da sotto. No, sfatiamo questa cosa, non è vero. A Vicenza i gatti non li mangiamo, con cammin gatto a casa, se chiama Napoleone mi mettiamo Giuseppina e andiamo d'accordo. 8 kg, una belva, non mangio perché non riesco a ciaparlo, sento. Solo che per quello. Comunque, grazie, fatelo quando volete. Comunque mi sono nata a Treviso, quindi il gatto taglio coradizio, in bocca cambia gusto. Se sei prodotti tipici uno li assaggia. Però guarda che da quando sono diventata una star da brodo, ma una star, le robe te cambia. Se cambia parfime Mario, signora amico un Mario immaginario, se è più comodo. Le bello, ma corto de cervello. Cosa aveva capito? No, che andiamo in contemporanea qua a messa non si può. Non si può. Se chiama Gino! Se chiama così. E ultimamente il mega fatto danare, signora. Perché mio marito dice che la donna è l'animale più pericoloso del creato. E che ha ragione. Vi faccio un esempio. Nel mondo l'anno scorso quanti uragani che si sta? Tantissimi. Come li hanno chiamati i più potenti? Katrina, Olga, Vilma. Non a caso la donna è paragonata a un uragano. La donna è un uragano. Quando che arriva la si calda umida. Quando arriva via la te porta via a casa, i campi, a macchina, a fabbrica. Poi che arriva la porta via, signora. Mio marito le sta così stressato da questa estate di spettacoli che le andà da un medico che nel 2006 guadagna più del dentista e più del ginecologo. E il psicologo, e il medico della testa, a 100 euro a consiglio. E il primo consiglio che ha dato è che ha detto, signora Genere, per stare tranquilla nella vita deve abbandonare tutti i lavori di testa. A fare il parrucchiere o chiuso bottega. O sta tranquilla con suo marito, lasci i problemi fuori dal letto dove metto a dormire Gino in terrazza, non ho capito. Sta ore davanti allo specchio. Mio marito ama il suo specchio più di me. Sì, perché il dice che specchio riflette senza parlare, mi parlo senza riflettere. È la prerogativa di tutte le donne. Grazie, però guarda, non faria mia de manco di che l'uomo lì è. Ah, guarda, siamo tanto uniti, signora. Non so dove che comincia io, dove che finisce me, dove che finisce io. O qua ho udito una bugia. Perché in letto il finisce io prima che abbia cominciato a me.
Ma questa è tutta un'altra storia. Saremo anche a Boari. Se è vero, signora? Mica mia nonna che ha una fattoria. Da quando ha fatto la fattoria in televisione, la si è montata a testa. Ogni volta che andiamo a trovarla, la mi dice, se te vuoi mangiare, te che da fare la prova di introduzione. La prova di abilità. L'ultima volta la mega messo come Mario Gino davanti all'ovidio dove sei pecore, no? E a me ha detto, avevi 10 secondi di tempo per dirmi quante pecore che ho. Ho detto, vai che te si matta, me Mario, sono pronto. Mia suocera che ha fatto 3, 2, 1, che ha aperto il cancello, me Mario. 522, madonna, ho detto che bravo, in pochi secondi. Come che ho fatto? Hanno su mia insulso. Mi agò contare le zampe e dopo ho diviso per 4. È fuori di testa. Però guarda che lavorare in televisione te cambia. Ogni volta che vado là mi mette 12 centimetri di acqua a spillo e mi dice corri. Ma dove corro? Le gonne diventano inguinali, le tette lievita da sole. Almeno una volta all'anno me le vedo. No, guarda che per farle crescere, ho provato tutte. Con le pastiglie mi cresceva la barba. E mi ha detto le donne della televisione fa l'operazione. No, caro, ho paura, poi nervio. Sciopa, è pericolosissimo. Allora ho comprato una crema miracolosa da Vanna Marchi. Mi ha fregato a me, sì. Apprendevo la crema, la spalmavo, in teoria doveva gonfiarle. La spalmavo a chili, non succedeva niente. A chili, non succedeva niente. Dopo ho capito dove che sbagliavo. Perché mi spalmavo la crema qua, ma mi pulivo le mani dentro, mi si veniva un sedere così, Ma non andava più fuori da casa. Signora, uno, logico, se non te che il look, non te cook.